Buonasera a tutti, vi siete voi, tengo grande oggi di dove chi su mese deve agli 2026. Se scusate per ieri, magari non vai in linea, non fa chi da trasmettere, e oggi pare che la linea sia tornata, quindi siamo già a posto. Di evento ed è ABBA, ma insomma, la linea pare che vi siate, quindi vi siete voi, lo potremo fare. Bene, e ne diremo diretto come si presenta appunto la die si presenta da voi, è completamente popolata e ProN deve terminare come un pacco del ProN e poi tornare a posarlo. Ecco, questa è saída stata in un campo più largo, insomma, in chi te parla niente, e altra parte del suo usato i vizi. Vediamo i teneratori su Saravallo, Abba viene da Sassunniki e poi 20 metà viene a Sero tardo e poi dopo insomma verso la 6, 7 in cui in poi spalazzata però insomma è già scuro e quindi ne deve stare fino a su 20. 10 gradi temperatura massima, 7 gradi temperatura minima, poi dimo si va bene un'ordinanza dei Sosinni che in merito appunto sul tempo normale. O sul tempo normale poi hanno rinviato pure già le sfilate ai Carasecai. Ecco, in che abbiamo poi che Napoli a Crasa 11 gradi temperatura massima, 7 gradi temperatura minima, su Ventuzela, tale sta calcolato fino a Saldecche, poi cominciate a provare da Sasunni che viene a Sastrese, Sela verso Salvatore, un pacchetto e poi torna a cominciare a provare, cioè insomma non che la ocamo spostava, poi sabato questa temporata di Abba, no che bata Abba per tutto già di sabato. E dimos un pacco di ordinanza adesso sindaco, ecco qua, toccamento comunale, ordinanza pro Juventus Meta. Forte vento, il sindaco Ciccolini chiude i parchi urbani e il cimitero, annullate anche le attività sportive, domani rimarranno chiuse tutte le scuole. Avviso urgente a causa del forte vento, della caduta di rame, delle situazioni di criticità registrate per assicurare quindi l'incolumità dei cittadini, il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, ha pubblicato oggi 11 febbraio 2026 un'ordinanza con decorrenza immediata e fino alle ore 24 del giorno 12 febbraio 2026, salvo proroghe o cessazione anticipata dello stato di allerta. Il sindaco ordina il divieto di accesso al pubblico e a tutte le aree verdi comunali recintate e non, invitando la cittadinanza a non sostare in prossimità di alberature e zone soggette a possibili schianti e cadute di rami. La chiusura ordina la chiusura del cimitero comunale, garantendo esclusivamente il ricevimento delle salme e le operazioni strettamente indifferibili di inumazione e tumulazione sotto la sorveglianza tecnica. Poi ordina pure la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani, 12 febbraio 2026. Poi Galo 4 la sospensione per la giornata odierna di tutte le attività sportive nei locali comunali e presso gli impianti sportivi. Tale divieto ricade sia sugli utenti che sul personale che abitualmente utilizzano le strutture su indicate, salvo proroghe per permanenza delle condizioni meteorologiche avverse. 5. La chiusura del sito nuragico di Romanzesio per la giornata di domani, 12 febbraio 2026. Raccomanda alla popolazione di non sostare in prossimità di alberature e zone soggette a possibili schianti e caduta di rami, di evitare gli spostamenti non necessari e limitarli a quelli strettamente essenziali. Demanda alle forze di polizia il controllo sul rispetto della presente ordinanza. Si chiede ai cittadini di rispettare scrupolosamente queste prescrizioni, evitando situazioni che possono causare rischi per la propria e altrui incolumità. Quindi questa è l'ordinanza in poche parole del suo sindaco. Bene, poi abbiamo la telecomunicazione rinviata, risfilata ai Carasacare, poi su 20 metri su tempo malu, nella servizio sabato abba a tutto pompa e quindi
ha rinviato a su 21 a risfilata le Carasecare. Poi invece su Binnic domenica, Festival dei ragazzi, queste sconfermate, con le musiche dal vivo della Probania Band Ariston alle ore 17. Altri appuntamento sono l'organizzato dai su Comitato Santo Giulio 2026 su Battordi che sabato sala de Carasecare dai sal 22 dai saldecche in poi su 21 de Breaglio te danzante posso il minore dai Salvatore a sal 7 21 sempre de Breaglio sala prototto dai sal 7 a sal 20 Bartolo sala de Carasecare Matessi este in particolare basata su de canzone serata danzante in maschera, un tuffo nel passato con le sue emozioni, Te Planet, ore 20, quindi sala prodotto da a 7 a mezzanotte, poi 21 de Breaglio, sala del Carnevalone da mezzanotte in poi. Chi è già in sala dai altri eventi lo può restare. Sul comitato arreata a tutto pro facer festa impare. Bene, 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 bene. Andiamo da innanzi, eccola sul giornale, Peschereccio a Picco, questa è la prima pagina della Nuova Sardegna, Peschereccio a Picco, 2 morti. Santa Maria Navarrese, il Luigino, Peschereccio, affonda per le condizioni meteo proibitive. Le vittime sono 2 pescatori di Tortolì, il leso è il terzo occupante dell'imbarcazione. Poverito. Poeto, no al ripascimento, potenzieremo il sistema dunale. Poi inverno più piovoso degli ultimi 65 anni. La Sardegna alla BIT, Cucuredu che è assessore al turismo, oltre 5 milioni di turisti stranieri in crescita. Va bene, eccola la prima pagina adesso, Unione Sarda. Dispersi nel mare in tempesta, Enrico Piras, Antonio Morlè, trascinati dal peschereccio che si inabissa. Potete scrivere in schina. L'allarme ambientale nel sito di Gennaluas, all'iscritto il sito di Gennaluas resta il numero di scarica IATA da Portoverme SRL, basta circa 15 milioni di metri cubi di fumi di acciaieria, che praticamente hanno fintamente lavorato e poi praticamente solo smaltito. Medico muore in casa con questo numero a 38 anni. Andiamo a pagina, Zanuolo, medico trovato morto in casa, è giallo. Aveva 1800 pazienti, aperta un'inchiesta per chiarire le cause del decesso. È giallo sulla morte di Riccardo Ferrarelli, 38 anni, medico di famiglia, romano, che da gennaio del 2024 operava in città. Trovato senza vita ieri nel primissimo pomeriggio nella sua casa. I genitori che vivono a Roma non avevano più notizie dal giorno prima. Martedì non rispondeva al telefono e nessuno l'aveva visto nel suo ambulatorio quando avrebbe dovuto ricevere i pazienti della mattinata. Ha vuoto anche le telefonate al suo numero di reperibilità. Preoccupati allora i familiari ieri hanno deciso di dare l'allarme. Scattati i controlli, una squadra di soccorritori si è recata nella sua abitazione di via Montale al numero 24, dove il medico viveva da solo in un appartamento al primo piano. Una volta aperta la porta, la tragica scoperta, poverito. Le guardie fanno turni massacranti, questa è sanità in Barbagia, 3 paesi rischiano di rimanere sprovvisti delle guardie mediche a causa di un richiamo al rispetto rigoroso dell'orario. Orario di Ferie Sarule e in piccola parte anche Rotelli e Ottana rischiano l'abbandono totale davanti ad un'assenza di medici di medicina generale. Sono centinaia gli abitanti sprovvisti del medico Ascot, non sempre presenti, e ora forse anche le 2 guardie mediche
possono assentarsi. Il servizio di continuità assistenziale soffre di una sorta di ambiguità che tormenta i lavoratori. Di fatto dovrebbe attenersi a svolgere un ruolo da dipendenti, ma sotto altri aspetti risulterebbero liberi professionisti, cioè non si comprende tutto di questa questione del Sosascot. Pronto soccorso, 3 mosse per evitare il caos nei reparti, questa è la Presidente, usare parte dei gettonisti, concorso rapido e indennità. Ma usare parte dei gettonisti, concorso rapido e indennità. I dimo di che si tratta. La Regione, in vista della scadenza fissata al 28 febbraio del contratto per i cosiddetti medici gettonisti, impiegati sui codici minori, cioè iscritti sul pronto soccorso, questo codice, so scolore, posso diverse scuole, codice di urgenza, prova a tamponare l'emorragia spostando le competenze di questi gettonisti sui loro colleghi che seguono i codici maggiori, cioè quelli gialli e rossi, i cui contratti sono in vigore fino al 30 giugno, verranno spostati, ma l'impiego delle risorse sarà modulato sulla base delle esigenze puntualmente rappresentate dalle aziende sanitarie, così da evitare riduzioni dell'offerta assistenziale o criticità organizzative nei pronto soccorso, cioè spostano scodice il minore a suo scodice più importante. Ares, da parte sua, garantisce la conclusione del concorso per 40 medici della specializzazione di emergenza-urgenza entro maggio, in modo da non lasciare scoperti i pronti soccorsi. Entro febbraio l'assessorato concederà alle ASL l'indennità di pronto soccorso, prevista dal contratto per il personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione. Vediamo come è andata a finire, non si comprende in meta. Turismo, nuovo record per l'isola, nel 2025 le presenze sono state 21,8 milioni, gli stranieri arrivano al 56%, quindi un bel successo. L'assessore Cucureddu, l'offerta cresce anche nei mesi spalla grazie alla promozione. Bene, una bella cosa. Le ASL di Cagliari e Olbia ancora senza timone e scontro sulle nomine. L'attacco del centrodestra così si va a sbattere. L'assessorato non ha un direttore generale. Todde indicherà Sciael, ma al PD non piace. Il caos nei pronto soccorso, i gettonisti in scadenza e le chiusure annunciate nei giorni più caldi, liste d'attesa infinite da smaltire, medicina territoriale allo sbando. La sanità sarda va avanti in questo modo, ma tutto questo non basta per convincere il campo largo a colmare i vuoti nella governance di tutto il comparto. La Presidente della Regione non si convince a lasciare l'interim per indicare un assessore che si occupi di salute a tempo pieno, mentre sono ancora da nominare i manager di 2 aziende sanitarie strategiche, come Cagliari e Olbia. La SL8 in particolare è la più grande della Sardegna perché comprende un territorio di 70 comuni e 540.000 abitanti, eppure da oltre 40 giorni è guidata da un facente funzione. E non è tutto. Da una settimana anche l'assessorato non ha più un direttore generale. Un problema questo che potrebbe essere superato già oggi in giunta con l'indicazione di Thomas Sciael, un nome che piace ad Alessandro Todde e di conseguenza al M5 Stelle ma non al PD. La solita clientela. Poche scorte. Allora vediamo che base.
Allora, Ciriaco 2 e Nanne volevo segnalare che il ripetitore Rai è andato completamente in tilt, nel senso che non si vede più nessun canale. Spero chi di dovere intervenga il più presto possibile. Non tutti hanno l'antenna parabolica nei tetti, giustamente. Il servizio è capitato da ieri mattina alle 7 circa. In effetti il video non me ne sono avvistato che viste l'antenna parabolica che però hanno provato e non si vede nulla. Poche scorte nell'isola del pellet, record nazionale di consumi, la richiesta è in crescita e trascina i prezzi verso l'alto, pure questo è solo un problema. La grande distribuzione nell'UE, produzione ridotta, ma nessuno rimarrà senza combustibile. Insomma, lo promette chi non ha sconto. Il costo allora lo era da 6 a 12 euro il costo di sacco di pellet da 15 kg, 30% le famiglie che utilizzano stufe e caminetti per il riscaldamento nell'isola, contro il 17% della media nazionale, cioè praticamente il 30% usano pellet e invece a livello italiano è il 17%. Comunque non si stappa pellet. Non vogliamo essere una colonia, siamo già ai danni dell'energia eolica, del Palazzo Eolica e del Pratobello 24. La legge di iniziativa popolare attende da 16 mesi il ricominciare il suo cammino in Consiglio regionale. Volti e voci della Pratobello 24, la politica dimostra di voler difendere l'isola. Commissione speciale sull'energia, l'insediamento si allontana. Querían fare che costate la commissione nel lavoratorio sarà tra le due commissioni, ma pare che questa cosa non fa niente da innanzi. Scontro tra M5 Stelle e PD sulla presidenza. I Dem insistono perché sia assegnata al centro-destra. M5 Stelle non cede nulla. Pratobello 24 vicino all'approdo nelle commissioni quarta e quinta del Consiglio regionale che esamineranno la proposta popolare in forma congiunta, probabilmente già da mercoledì prossimo. Si allontana invece l'insediamento della commissione speciale sull'energia prevista in un ordine del giorno approvato lo scorso dicembre. Il nodo principale riguarda la presidenza dell'organo, che secondo accordi stretti tra gli schieramenti, già ai tempi della discussione del DDL sulle aree idonee, dovrebbe andare al centro-destra, favorito il consigliere di Sardegna al centro 2020 Stefano Tunis. Ma l'ordine del giorno di dicembre, votato all'unanimità, non fa alcun riferimento a questo particolare sulla guida della Commissione, dettaglio che rafforza la posizione della Presidente della Regione Alessandra Todde poi dell'M5 Stelle e di Uniti con Todde, che insistono invece perché alla Presidenza arrivi un esponente della maggioranza. Andiamo da Innantisi, e siamo nel danno del GNL un fiume rosso di veleni nel Rio Santa Barbara, 2 ordinanze della provincia del Sulcis del comune di Iglesias e del comune di Iglesias. Intervengono i tecnici dell'ARPAC e del Corpo Forestale. Tracima la vasca della discarica di Genna Luas. Vietato usare quell'acqua per agricoltura e pastorizia. Un fiume di acqua rossa fuoriesce da una vasca di raccolta della discarica di Genna Luas. Si versa sui canali di scolo, raggiunge una strada sterrata e poi sfocia nel Rio Santa Barbara, affluente del Rio Ciscerri. Un disastro ambientale di proporzioni che non riescono ancora a definire. Siamo sconcertati, nemmeno nei peggiori incubi Mauro Usai, presidente della provincia del Sulcis, che da decenni fa i conti con le emergenze ambientali ereditate da un passato industriale che ha lasciato macerie e disoccupazione. Ma nessuno poteva pensare, nella Tusai,
poteva pensare di dover fronteggiare una nuova emergenza che mette a rischio falde acquifere, coltivazioni, salute e ambiente. Un'emergenza che ora USAID cerca di fronteggiare con le prime due ordinanze, una da Presidente della provincia che impone alla Portoverme SRL di trovare una soluzione, e una poi del sindaco di Iglesias che cautelativamente blocca l'utilizzo dell'acqua che arriva dai corsi d'acqua contaminati. Cioè praticamente il test bata un cucuru del zero retto e piano, insomma, lo potremo vedere in ocche, ecco qua appare in girone se dantesco spare, che sono la discarica del Sapporto Verme SRL. Il tacchia Sapporto Verme SRL. Allora, il Sapporto Verme SRL camuffa praticamente il smaltimento dei fumi di acciaieria, cioè il resto delle acciaierie della mezza Europa, che lo trovano in Sardegna, a chi hanno finta di inchiaucare usette 8 procento del zinco e del piombo, e su chi le stagliati un resto nostro devi smaltire noi. E da Portoverme SRL le smaltiata a Piranha che a Catastanne pizza zuppa e pizza viene che non battono un cuculo, insomma, un vero e proprio cuculo. Quindi un gallo, mi pare che hanno petito l'autorizzazione poi su E9 del piano, però la Portoverme SRL ha fallito come ed è stancata, però intanto tutto usarga resta a noi. Dipende dalla provincia, un disastro ambientale devono rimediare. Gli è stato il friscolo, cioè quando noi siamo andati a fare questa manifestazione, allenare mica, questo è stato un imbroglio, questo sono piccante 700 euro a tonnellata pro li smaltire, questo fumo di acciaieria, e a che ne vinta di lavorare, e poi solo che abbia ricato occupazionale, che hanno consumo di energia incredibile, perché occare 7% del zinco che non hai manco su prezzo che sul mercato di Londra è stata calcolata a 400 euro la tonnellata, cioè praticamente una cosa passiva che poi la Portoverme SRL non ve l'ha fatta pure la mantenere, e come a noi non resta sa discarica, cioè tutto l'arga che hanno prodotto l'acciaieria d'Europa sono in Sardegna in questa discarica di Gianna e Luas. Oh, cioè, su chi è vero è incredibile in Sardegna, cioè, su che succede in Sardegna è talmente inverosimile che nessuno vi crede. Cioè, è arrivato che noi di Moscolline, Sarga, che non querían poso né in Africa né in Ateruca prima di smaltirne in cue, comunque l'imbauna in ocche e la iucchimo in ocche, come poi dopo bisogna solo rivo ruglioso, chi se ne dà questa discarica, beh, la discarica è il manna, vi proietta sopra e è chiaro che questa percolazione va tutto a far riscorrere acqua tossica praticamente. Parigi contro Albanese, oltraggia a Israele, chiese le dimissioni della relatrice 1 dopo il contestato intervento in Qatar. In effetti l'Albanese ha fatto un arreio che non fette proprio claro, ma probabilmente non si riferisce al suo popolo israeliano, ma si riferisce a se stato israeliano, però insomma non è stata proprio chiara e a quanto pare Stavranza un appetito alla dimissione. Scandalo Epstein senza fine. Ora a tremare è il Regno Unito. Rapporto a tre con un premier. Il Regno Unito trema per lo scandalo Epstein, mentre la ministra della giustizia americana Pam Bondi viene messa sotto torchio in congresso, dove i Dem la accusano di aver insabbiato i documenti per proteggere Donald Trump e l'amministrazione. Sta prendendo piede il sospetto di un fantomatico rapporto sessuale a tre che avrebbe coinvolto Epstein, la sua complice Ghislaine Maxwell e un ex o futuro primo ministro del Regno Unito, di cui non si sa, non si fa il nome. L'indiscrezione, shock, sarebbe nei documenti sul pedofilo non ancora svelati ed accreditata da André Lowe, già autore di una biografia non autorizzata sull'ex principe Andrea. Sull'identità regna per ora il buio. Non è Wilson Churchill, ha detto sarcasticamente l'autore. Nelle carte su Epstein, citati a più riprese, seppure senza
evidenti illeciti vari ex capi di governo del Regno Unito, come il laburista Tony Blair e il conservatore David Cameron. È poi noto che Rosalind Maxwell frequentò l'Università di Oxford negli anni in cui vi studiavano sia Cameron sia Boris Johnson. Vaikirika questo del rapporto a tre. Scusate, ma devo rispondere, per favore. Scusate, ma avete una telefonata veramente importante, del travaglio che non poteva lasciare, insomma. E quindi siamo arrivati alla Epstein, scandalo Epstein, e dite l'ultima pagina, poi e terminiamo aumentando per appunto che la sfilata a Carasecare è spostata a Sadie 21. Bene, ponemos la sigletta ancora. A mentre vedere, buona tutto dai Bizzi TV, adioso e mentre la casa.